C'è là, ci siamo. Bene, al nostro partito dei cadetti, è vero, aiutatemi anche voi con la memoria perché ho dato come facente tassi per... Lo diamo 2 volte. La campana al ginocchio. No. E allora andiamo a premiare chi premia. Buonasera, buon pomeriggio. Barbara Ciolai, rappresentante della Cassa Rurale di Trento. Prego Barbara. Dicembra Stefania Giacomo, categoria cadetti, intanto partono le allieve e gli allievi. Vai Davide! Abbiamo tempo per premiare. Allora, dunque le prime ad arrivare, presumibilmente, probabilmente, saranno le allieve. Intanto le nostre miste non fanno nulla, si stanno preparando per dopo, per le premiazioni Alessia e Sandri Cristi, tutti questi nomi. Passaggio, applausi per gli allievi, vogliamo 3 giri per loro, ancora 2 giri per loro, non vediamo le allieve, questi sono tecnici di 3 categorie allievi, vedete il passaggio, intanto non scorgiamo per ora la prima allieva. Vediamo un po', sì, c'è, è il 161, tanto per capire, vedete, guardate come corre, per lei è l'ultimo giro, e allora, con 161 è Linda Palumbo, atletica Carina al comando, vedete come sono gli altri, ultimo giro per le allieve, Il suono della campana vuol dire che è l'ora di pensare all'ultima tornata, è un suono liberatorio, vuol dire che siamo all'ultima tornata per le allieve, mentre gli allievi ancora 2 giri, un giro e mezzo tanto per essere più precisi. Giro al Sasse, si ritorna all'antico con Ferruccio De Madonna che è diventato presidente, ma al di là delle cariche, lo so, Ferruccio ti dà una bella patata potente il tuo però fratellino che poi andremo a sentire, ma però insomma ce la stiamo facendo, sentrio che la ferma. Ancora arrivi, parliamo di categorie. Oh, ci sono anche dei mappi qua. Emilia Quasi, Andrea Clarina al secondo posto e intanto sono arrivate le classifiche delle ragazze con 175, va sul terzo gradino del podio Massimo Tockel. Andiamo alla premiazione. Andiamo alla premiazione delle allieve. Chi premia? Bernelli. Bernelli chiamo io. Ancora una premiazione. Bernelli. E vi presento una ad una. Avete sentito come darmi l'ad? E poi a una bisogna da scrivere, l'hanno spesso, dai. Seconda, la vicenda Margherita Pisoni. Come? Margherita? Allora abbiamo un problemino, lo risolviamo subito, un attimo solo perché mi si dice che l'ordine d'arrivo è sbagliato. Per favore giudici mi date un'occhiatina, ma non c'è problema, eh? Voi fermi lì, che lo risolviamo subito il problema. Anch'io t'ho vista seconda, ma sei arrivata tutta sulla destra, in mezzo ai maschietti e ha detto ma quello è un maschietto, no, è una femminuccia, come? Andiamo a vedere il 65 che dovrebbe essere seconda. Un attimo di pazienza, Alessia, non essere nervosa e neanche tu non essere nervosa. Sei nervosa? Adesso lo scriviamo bene, aspetta un attimo che ci mettiamo a posto. Giusto? Ah, qui ci sono i maschi che... Vabbè. Ragazzi, ho gente, ho fretta. È la mia, e l'ho fotografata. H1.